Buonasera a tutti e benvenuti allo stadio Walter Fraudiosi. Chi vi parla è Fabrizio Pinna, coadiuvato dalle immagini di Christian Lisai. In questa fase della gara diversi palloni persi da entrambe le squadre, però il Calangianus ora prova a partire con Belloni. Il tiro di Belloni si spegne sul fondo. Cherchi era comunque forte sulla traiettoria. Ancora Oggiano, ma la difesa del Calangianus è attenta e Sigagna allontana. Però disimpegno sbagliato ancora una volta dai giallorossi. Il tiro di Viglia e la parata di Forzati. Fancellu, Mainardi ha spazio davanti a sé. Oggiano, la parata di Forzati. Parte Mainardi, il palo col tocco di Fancellu che si dispera. Viglia alla ricerca di Oggiano, il tiro di Oggiano, ancora Forzati. Si lamentavano di un possibile fuorigioco i difensori del Calangianus. Ubertazzi di prima trova Viglia. Tocco di prima di Viglia, il tiro e c'è la rete! Il gol di Marcos Mainardi, il vantaggio dell'Ossese. Lamentavano un tocco di mano i giocatori del Calangianus. Alla fine la palla è per l'Ossese con Ba, che prova a correre sulla fascia. Il cross di Ba anticipa tutti Sigagna, però recupera Viglia. E c'è calcio di... Inizialmente l'arbitro sembrava stesse indicando il dischetto, invece stava indicando proprio il pallone. Ora attenzione all'azione del Calangianus, tutto regolare. Effettivamente comunque l'intervento sembrava proprio sul pallone. Oggiano, Forzati ancora, e va trovato un pertugio Oggiano. Occhioni, il cross di Puzzu alla ricerca di Ruiz, ma cade a terra Ruiz, toccato forse da Fancellu, ma anticipa tutti Forzati. E ora il Tusacciu trova Ruiz, traversa di Ruiz, Oggiano ancora, tenta la giocata Oggiano e il tiro però si spegne sul fondo. Lancio lungo di Forzati, colpo di testa del numero 6 e su questo pallone termina la partita. Ossese batte Calangianus 1-0.